Vi dicevamo, avevamo annunciato prima del pezzo, che adesso parliamo di alberi. L'appello all'amministrazione comunale da parte di un'associazione che si chiama Lignum Alberi per Taranto, per chiedere che gli alberi che è necessario piantare in città vengano piantati proprio adesso. Questo è il periodo giusto, dicono. Non piantiamoli in primavera, perché altrimenti assistiamo a quello a cui purtroppo stiamo assistendo in varie zone della città, cioè alberi secchi perché piantati nel momento sbagliato. Ne parliamo con Luca Borsci, presidente di questa associazione. Ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a te. Dunque, Luca, mi permetto di darti del tu. Certo. Raccontaci innanzitutto cosa fa la vostra associazione, perché non abbiamo mai avuto modo di confrontarci e approfondire questo vostro lavoro. È la prima volta, insomma, che ci incrociamo qui dagli studi di Studio 100 e anche Radio Cittadella. Dici che cosa fate e come lavorate. Allora, l'associazione è nata nel 2020, in un periodo un po' problematico, no, per tutti noi, dove ci è dato anche tempo per riflettere su un po' di cose. E quindi, data la necessità anche impellente a Taranto di avere più spazi verdi per le persone, e considerando anche il debito climatico che abbiamo verso la città, è nata questa associazione. Siamo tutti ragazzi, ma collaboriamo con personalità professionali, con l'intento di rinverdire Taranto. Per questo il nome di Taranto è nel nome dell'associazione, ma anche di fare educazione civica, cercare un po' di sviluppare il senso civico soprattutto nei più giovani e di avvicinare le persone alla cura dell'ambiente. In questo senso nasce questo appello all'amministrazione comunale. Ce lo spieghi e avete ricevuto una risposta? Allora, noi cerchiamo di comunicare con il comune e con le amministrazioni che si succedono da tempo. Sì. Purtroppo non siamo molto presi in considerazione. Infatti, per questo noi stiamo anche collaborando con altri comuni della provincia che invece questa considerazione ce la danno e ne stanno anche ricavando i frutti. Sì. Allora, noi abbiamo visto che molte piantumazioni che sono state fatte dal comune sono andate perse per via degli alberi che poi seccano, muoiono, e che hanno in certi casi ripiantato, in certi casi abbandonato proprio il progetto. L'altra cosa che noi non capiamo è proprio questo piantare alberi in un periodo che non è corretto. Mi spiego. Ogni albero ha il suo tempo, la sua crescita, ognuno in modo diverso dall'altro, però all'inizio, quando gli alberi sono piccoli o comunque vengono piantati, hanno bisogno prima di tutto di sviluppare un sistema radicale. Questo sistema radicale si riesce a sviluppare nel modo migliore durante l'inverno, un po' perché le temperature sono più basse, ma anche perché la pianta è in riposo vegetativo, proprio per questo motivo. Ok. Per le temperature. Quindi voi dite piantiamoli adesso? Sì, questo è il periodo indicato, nel senso, noi come associazione facciamo piantumazioni solo da ottobre a febbraio, e comunque considerando il clima. Infatti noi abbiamo avuto ottobre comunque molto caldo, quindi abbiamo spostato tutto a novembre. Ok. E adesso noi cominceremo le prime piantumazioni, per esempio. Quali alberi andrebbero piantati a Taranto, ad esempio? Cioè, quali sono quelli adeguati per un ambiente cittadino? Allora, gli alberi più indicati per i viali delle strade sono platani, leccio, in certi casi anche possiamo con i carubi per delle piazze. Questo è un altro problema di Taranto, che purtroppo non si incentivare un attimo la biodiversità, cioè piantare tutti gli alberi uguali non è buono per la biodiversità e non è buono neanche in termini ambientali stessi, anche per i cittadini. Ci vogliono alberi con foglie che comunque cadono nel periodo invernale e non sempreverdi, alternati a sempreverdi come il leccio. In questo modo noi abbiamo anche un assorbimento degli inquinanti.
Ok, Luca, io non ho più tempo. Quello che voglio dire è questo, lo dico all'amministrazione comunale. Ascoltiamoli, questi ragazzi che fanno parte di queste associazioni. Sono ragazzi, il caso di Luca, ma di tanti altri, lo diciamo sempre, ce lo raccontiamo. Tornate in città dall'estero. Luca è uno di quei ragazzi che è tornato dall'estero, vive qui e sta costruendo la sua vita qui. Lo sentiamo anche in sottofondo che la sta costruendo la sua vita. Quindi diciamo, ascoltiamo chi prova insomma a livello associativo a mettersi in gioco e a dare un consiglio per il bene della città. Grazie per perché i cittadini devono essere anche, come dire, stimolati, no? Altrimenti, certo. cioè il fatto di piantare un albero, un'amministrazione che dura 5 anni, l'albero non dura 5 anni, l'albero dura centinaia di anni. Certo. Quindi Grazie. è importante che i cittadini vengano educati alla cura di questo. Grazie mille. Inoltre dobbiamo anche pensare al fatto che gli alberi costano soldi. Quello l'abbiamo Quindi detto. tasse dei cittadini che vengono sprecate. Certo, l'abbiamo detto in principio prima di accoglierti, che è anche una spesa e quindi va fatta in modo oculato e sensato. Grazie a Luca Borshi, Grazie a te. presidente.